l'Ardea per consolidare la terza posizione, il Cori Montilepini per non farsi trascinare in zona playout. Allora buonasera e benvenuti da parte di Simone Fiorelli. È calcio a 5 live, si sfida la terza contro l'ottava, si sfida l'Ardea contro il Cori Montilepini. Monetina che ha dato ragione all'Ardea, che muoverà il primo pallone di gara con le formazioni che sono disposte adesso all'interno del rettangolo verde. Si parte. Trascorsi 2 minuti e 50 per inizio gara, match ancora fermo sullo 0-0, ma Ardea che ha provato già un paio di conclusioni da parte di D'Adamo e Bernardini di portarsi in vantaggio. Ospiti che adesso però si portano a ridosso della tre quarti, poi lo scarico all'indietro, conclusione dalla distanza che trova la rete e allora è Billardello a fare 1-0 per il Cori Montilepini. Billardello ha visto lo spazio per andare alla conclusione, non si è lasciato pregare. Il numero 7 della formazione ospite ha concluso secco e preciso in zona centrale, trovando la via della rete. Adesso Mrak a scuotere i suoi, cambia con Bernardini, se la porta sul mancino il 2, segna la rete che vale il pareggio, 1 pari con il capitano Bernardini. Di là. Per Mrak non si capiscono i due, allora ripartenza per gli ospiti che disegnano adesso sulla sinistra, buon pallone, scavetto sotto, portiere che intercetta, poi ancora uno scarico all'indietro, deve intervenire Attila che ha praticamente tutto il campo davanti a sé, fa 2-1 per l'Ardea. Bravissimo Attila a chiudere d'astuzia la manovra ospite, poi a imbucare alle spalle del portiere. 2-1 per i padroni di casa. Cimini lascia al numero 2 che apre a sinistra per Mrak. Mrak puntava con il destro, gol meraviglioso del numero 5 che trova l'angolino più lontano e fa 3-1 Ardea. Mrak, Bernardini prova a trovare un varco, ancora Bernardini con il pallone sul sinistro, infallibile questa sera il capitano dell'Ardea, doppietta e 4-1 per la squadra di casa. Il ritorno dal capitano che aspetta, vede il movimento di D'Adamo lì davanti ma decide di non servirlo con Attila, invece prova a creare spazi muovendosi verso destra. Mrak se la porta sul mancino, poi al centro Attila a fare 100 gol stagionali per l'Ardea, numero 7 che mette alle spalle di Pellorca e fa 5-1 per i padroni di casa. D'Adamo, quando ci avviciniamo a grandi passi allo scadere del primo tempo, Nonne chiuso, poi Mrak a portare su ancora l'Ardea e a fare 6-1. Adesso dilaga la squadra di casa prima della chiusura della prima frazione di gioco. Mrak, Cimini a far ripartire la manovra offensiva dell'Ardea. Attila, Mrak, Cimini, poi Bernardini, verticale per Cimini, tocco sotto del 14 che fa 7-1 su assist di Bernardini. Cimini trova la rete. Va da Attila, Bernardini, centrale l'appoggio, non riesce però a proiettarsi in zona offensiva l'Ardea. E allora Mrak punta, aspetta, la porta sul destro, disegna il tiro e segna l'8-1. Ancora una volta il numero 5 a battezzare l'angolino basso e a fare gol per la squadra di casa. Mrak non riesce ad avanzare, senza fallo secondo l'arbitro, la chiusura da parte del Cori Montilepini. E poi Papa con Cimini al recupero del pallone, adesso è praticamente un 2 contro 1. Cimini ferma il 9-1. Mrak, che sembra anche un po' stremato, apre per Bernardini, verticale Angione,
16 che ripassa dal 2, conclusione e rete che vale 10-1. La firma è del 16 Angione. Diciamo che il bottino all'interno dell'Ardea in queste ultime giornate sorride e non poco, e bisogna aggiungere un altro gol perché Brac ha messo alle spalle del portiere. E allora al termine del match siamo con Attila e con il mister Tallarico. 11-1, risultato netto. Cosa ci volete dire? Quali sono le sensazioni al termine della gara? Le sensazioni sono di soddisfazione perché stiamo cercando di rimanere nella zona playoff e finché vinci va sempre bene. Sono contento per i ragazzi, abbiamo incontrato una squadra abbastanza ostica, dice che non è così, ma credo che dopo si sono ormai demoralizzati, altrimenti è una squadra secondo me che gioca molto bene, forte anche fisicamente. Attila, allora invece chiedo a te, forse non lo sapevi ma hai siglato il 100° gol della stagione, qual è il tuo commento? Ovviamente non il tuo 100° gol, il 100° gol per l'Ardea, insomma sei contento di questo traguardo, sei contento di averlo firmato tu e in generale dove ponete l'asticella per il futuro? Innanzitutto è un piacere fare l'ennesimo gol dell'Ardea e vuol dire che qua possiamo fare storia. Sono contento, posso ancora fare di più, il mister ci sta a far lavorare bene e ha detto pure lui, il nostro obiettivo è raggiungere il playoff. Perfetto, allora vi ringraziamo e al prossimo match. Grazie a voi, Grazie a te. buonasera.